Continuano le iniziative del programma di destinazione Agrigento Natale 22 organizzato dal Comune di Agrigento, dal Distretto Turistico e dalla Fondazione Pirandello con il sostegno del Ministero del Turismo e l'assessorato alla Regione Siciliana. Dopo lo spettacolo di Capodanno di Piazza Marconi con Achille Lauro, Lello Narfino e altri artisti, proseguono gli eventi fino all'Epifania prossima. Oggi, 5 gennaio, al Teatro Pirandello, in programma stasera alle 20:30 il concerto della Grande Sud Orchestra, un progetto internazionale che coinvolge artisti provenienti dal mondo del folk, dalla musica popolare ed etnica, che hanno deciso di fondere il loro percorso musicale e culturale per abbracciare l'intera area del Sud Italia. Invece domani, giorno dell'Epifania, 6 gennaio, vedremo sfilare da Piazza Pirandello alla Cattedrale i Re Magi a cavallo, un corteo che rievoca la visita dei Re Magi al Bambino e quindi per i cristiani la prima manifestazione fisica di Gesù, figlio di Dio. Lo spettacolo dei Re Magi unisce sentimento religioso, tradizione, armonia e bellezza ed è adatto a persone di tutte le età, residenti e turisti che si ritroveranno lungo il percorso per ammirare e fare le foto. Fino a domani a San Leone si potranno vedere al tramonto gli alberi di Natale in spiaggia realizzati per il secondo anno consecutivo nell'ambito del progetto della Costa del Mito, mentre il villaggio di Babbo Natale fino all'8 gennaio a Villa Bonfiglio continuerà a essere la più grande attrattiva delle persone di tutte le età, con i mercatini, prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento per i bambini.